Buongiorno a tutti, benvenuti a questo primo appuntamento del ciclo di seminari di carte, di libri e dintorni, curato da me, dalla professoressa Paola Degni, dal professor Stefano Allegrezza e dalla professoressa Lucia Sardo. Ciclo di seminari organizzato all'interno del Dipartimento di Beni Culturali e collegato alle attività di un neonato laboratorio denominato Ludi, un centro che si occupa di informazione e documentazione relativamente a tutte le discipline che riguardano l'ambito archivistico, quello biblioteconomico, bibliografico, paleografico e quindi dello studio dei libri manoscritti. È un laboratorio che promette anche delle interrelazioni, delle collaborazioni con settori più o meno affini proprio nell'ottica di sperimentare sia a livello didattico che di terza missione che di ricerca nuove e innovative prospettive nell'ambito della documentazione e dell'informazione. Con questo ciclo di seminari noi inauguriamo questo laboratorio e vi invitiamo quindi a seguirci anche nelle pagine del sito che a breve saranno rese pubbliche. Questo primo incontro vede come relatore il dottor Enrico Pio Ardolino della Sapienza di Roma, veterano nella collaborazione con il Dipartimento di Beni Culturali perché è il journal manager della rivista bibliotece.it e quindi insomma ci fa particolarmente piacere oggi ritrovarlo qua invece in veste di studioso, di ricercatore e ormai insomma di docente presso appunto la Sapienza, in particolare di storia del libro e storia delle biblioteche. Il dottor Ardolino stamattina ci presenterà un excursus storiografico sulla storia che è diviso in due parti. A metà faremo una pausa di un quarto d'ora. Una prima parte è dedicata ad una contestualizzazione degli studi, dei filoni di studio relativi alla storia delle biblioteche, in particolare in Italia. Prende spunto questa relazione di stamattina, questo seminario, da uno degli ultimi suoi libri, delle sue ultime monografie, quella intitolata Storiografia delle biblioteche, genesi, stabilità e fratture di una tradizione di studi, che è questo qua, pubblicato da Metauro lo scorso anno, nella collana Il giardino dei lettori, biblioteche, storie e società, di cui è la prima uscita ufficiale. Uno studio del quale sentivamo il bisogno perché la storia delle biblioteche in Italia persegue, come poi insomma vedremo, vari filoni di ricerca in base però a connotazioni di tipo geografico o di tipo storico o analizza nello specifico dei singoli casi di ricostruzione e di analisi di biblioteche da private a ecclesiastiche fino insomma ad arrivare alla contemporaneità con i vari studi che riguardano in particolare le biblioteche di persona ed autore, ma che riguardano anche la dimensione nel Novecento di collegamento della storia delle biblioteche alla storia della lettura, alla storia appunto della biblioteconomia, della catalogazione e il progetto di cui il dottor Ardolino è curatore, progetto del professor Alberto Petrucciani, Lives and Libraries, dimostra appunto come si possano poi riunire tante istanze che riguardano il mondo della biblioteconomia, della bibliografia, quindi il mondo da un lato gestionale, quello del servizio bibliotecario, e il mondo invece bibliografico che si occupa di aspetti maggiormente relativi agli aspetti culturali, alle dimensioni culturali, come questo possa venire intrecciato e quando collegato possa rivelare anche delle questioni sottese di tipo istituzionale
e politico, quindi delle prese di posizione anche nel campo della cultura e nel campo delle istituzioni documentarie che insomma la cultura devono supportare. Quindi noi assisteremo a questa contestualizzazione della quale si sentiva particolarmente, insomma, come ho già avuto modo di dire in privato al dottor Ardolino, si sentiva particolarmente il bisogno, perché come vi dicevo, tutti questi filoni molto approfonditi, molto anche battuti, avevano bisogno di una riconnessione dal punto di vista storico, soltanto come la storiografia poi ci permette di fare, quindi di una contestualizzazione sulla nascita della storia delle biblioteche come disciplina, quindi non soltanto in forma applicativa e scientifica di ricerca, ma anche come ambito di tipo didattico, di tipo istruttivo. Quindi insomma trovo che sicuramente sia molto interessante anche per gli studenti che vediamo connessi di storia delle biblioteche, storia della bibliografia e poi dopo assisteremo insomma nella seconda parte ad una esplicazione nello specifico di alcune fonti storiografiche. Quindi lascerei la parola al dottor Ardolino, che ancora ringrazio. Bene, allora, innanzitutto grazie, dovreste vedermi, sì, io lo vedo, dovrei esserci. E poi, scusate. La prendi da sotto, la Da cartella. qui, giusto? Ah sì, 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 bravo, devi condividere. Dovremmo esserci. Potete confermarmi se vedete le slide, qui si vede correttamente. Bene, allora grazie mille alla professoressa Sabba per questa presentazione, grazie alla professoressa Degni, al professore Allegrezza per l'invito a questo ciclo di seminari, mi fa particolarmente piacere essere qui e collaborare a questo ciclo appunto di eventi in un programma che ho visto particolarmente ricco, bello e mi fa piacere essere qui per discutere in forma assolutamente seminariale, questo mi piacerebbe sottolinearlo, un tema che è quello della storia delle biblioteche, che a mio avviso è un tema particolarmente ricco, particolarmente fecondo, vitale in questi anni e l'obiettivo, direi, è verificare, se possibile, come sta andando, diciamo, la storia delle biblioteche e come si sta muovendo negli ultimi anni, quali sono le principali ricerche. E vorrei appunto articolare, come diceva la professoressa Saba, il discorso in due parti. Una prima, diciamo più teorica, più introduttiva, anche più discorsiva, nella quale vorrei discutere appunto della storia delle biblioteche da un punto di vista anche teorico, anche metodologico, tentando di offrire una prospettiva storiografica, appunto, inquadrando i principali temi che la storia delle biblioteche ha visto e affrontato negli ultimi anni, in particolare in Italia, cercando appunto di verificare un po' le oscillazioni, come dire, le inclinazioni che la disciplina, ma dovremmo parlare di discipline. Ecco, questo è il primo punto sul quale vorrei soffermarmi, che hanno avuto ultimamente. Nella seconda parte invece, appunto, vorrei entrare più nel merito di una mia ricerca nella quale ho provato a fissare e inquadrare, discutere le origini della storia delle biblioteche come specifico oggetto di ricerca. Gli sviluppi, i mutamenti di prospettiva, se e quando ci sono stati, come, all'interno appunto di un discorso orientato a analizzare soprattutto autori, fonti, divergenze di metodi, fratture o continuità di modelli che la storia delle biblioteche vede.
Una premessa vorrei farla soffermandomi su un aspetto, cioè il ragionamento storiografico è una prospettiva che per molte discipline è un discorso abbastanza scontato, abbastanza ovvio, un discorso che tradizionalmente si fa. Non lo è, diciamo, per noi intendendo per noi chi si occupa di scienze bibliografiche in generale, perché la storia della biblioteca in particolare è una disciplina molto giovane. E ancora da verificare, per esempio, quando viene istituzionalizzata a livello accademico, cioè quando nasce una prima cattedra di storia delle biblioteche, questa è una cosa che sarebbe interessante verificare precisamente. Mentre, ecco, pensate invece a una riflessione di questo tipo per gli storici della letteratura, per esempio. Davvero fioccano i lavori anche complessivi, anche organici, sistematici, niente affatto appunto episodici, occasionali sulla storia della letteratura da De Santis in poi, la letteratura italiana dopo Carlo Dionissoti, la letteratura italiana prima e dopo Natalino Sapegno, Alberto Sorrose, i grandi maestri della letteratura italiana. Settori e ambiti nei quali direi ci si confronta continuamente con i manuali, cioè ecco, l'immagine è giusta, è proprio con i libri che da studenti e non solo portiamo tra le mani continuamente. Per fare, diciamo, per tentare di fare ogni tanto dei bilanci, per verificare dove stiamo andando e in che modo. E lo stesso può dirsi naturalmente per gli studi storici tout court, no? Penso alla storia d'Italia dopo studiosi per la parte medievale, dopo studiosi per esempio nella prima parte del Novecento come Gioacchino Volpe, come Benedetto Croce, come Chabot. L'influenza per esempio che ha avuto in Italia, sempre per l'età medievale, la Francia, gli studiosi come Le Goff e così via. E lo stesso, io per esempio ho avuto un percorso universitario dove ho sostenuto molti esami di storia dell'arte, anche per esempio per gli studi storico-artistici, si fa continuamente, si tentano continuamente bilanci sulla critica d'arte, sulla storia dell'arte, con le varie scansioni e così via. E dicevamo invece della storia delle biblioteche e la domanda potrebbe sorgere spontanea, cioè appunto ma perché fare un bilancio, perché farlo ora, perché fare il punto, che necessità c'è? Bene, io direi che appunto, come dicevo nella premessa, stiamo vivendo una stagione particolarmente felice, molto vitale per questi studi di storia delle biblioteche e soprattutto direi per l'età contemporanea. Mentre nei 20 anni precedenti, secondo me, il settore di ricerca più vitale era stato quello degli studi delle biblioteche italiane, diciamo, d'età moderna. E vedremo appunto una serie di studi. Il dato è naturalmente anche banalmente quantitativo, cioè nascono collane dedicate appunto alla storia delle biblioteche, continuamente riviste non solo del settore pubblicano, e questo è un dato molto importante, pubblicano studi di storia delle biblioteche. Nascono progetti di ricerca assai rilevanti anche dal punto di vista internazionale di storia delle biblioteche, con varie prospettive naturalmente. E soprattutto direi però si è ampliato di molto il ventaglio delle fonti che noi analizziamo, perché in fin dei conti chi si confronta con gli studi storici in qualche modo non può fare i conti con le fonti, che sono il pane della ricerca storica. E quindi di conseguenza le fonti sono, come dire, oggetti che possono essere anche interrogati in modi diversi, no? Da prospettive differenti, e quindi di conseguenza sui temi che noi vogliamo affrontare in un senso o in un altro.
E direi, farei innanzitutto una distinzione tra lo studio delle biblioteche antiche, diciamo così, e delle biblioteche moderne. In che senso? Che questo è un tema per la storia delle biblioteche molto spinoso, e mi riferisco al fatto che c'è una grossa distinzione per gli studiosi tra lo studio delle biblioteche d'età medievale e moderna e lo studio delle biblioteche d'età contemporanea. C'è proprio una grossa frattura di metodi, di prospettive, di interessi, perché le biblioteche sono certo istituti ormai millenari, ma che hanno visto modificare via via le loro funzioni, le loro esigenze. E appunto il discorso principale è che le fonti cambiano radicalmente se si tratta di analizzare una biblioteca medievale o moderna con una biblioteca d'età contemporanea. E direi anche che si può forse anche sostenere che appunto se c'è una tradizione anche forte di studi italiani di storia delle biblioteche per l'età medievale e moderna, una tradizione, come proveremo a vedere, molto trasversale. Questa tradizione invece per gli studi delle biblioteche in età contemporanea non c'è. Lo studio delle biblioteche d'età contemporanea nasce più o meno, anno in più, anno meno, agli inizi degli anni 90. Lascio tra l'altro un discorso molto complesso, che è quello delle biblioteche in età classica, perché è un tema, secondo me, praticamente assente, diciamo, nel settore puro, diciamo, degli studiosi di storia delle biblioteche. Sarebbe un discorso in realtà molto interessante da approfondire. Io mi limiterò a dire che tradizionalmente la storia delle biblioteche antiche è stata scritta da altri tipi di studiosi, innanzitutto da archeologi, e si capisce, perché competenze assolutamente necessarie appunto per capire le biblioteche antiche provengono dagli studi archeologici. Immaginate di studiare la toponomastica delle biblioteche greco-romane con particolari, no, fondamentali come analisi di nicchie, di finestre, di colonnati, di dati architettonici ai quali noi abitualmente non siamo avvezzi. Studiare la disposizione appunto geografica di alcune biblioteche, conoscere il contesto della città, d'età classico della città medievale, ma soprattutto direi anche da paleografi, da filologi, gli studiosi capaci cioè di interrogare le fonti più antiche, che non includono appunto soltanto i resti archeologici, ma anche le monete, le lapidi, e quindi la connessione, no, che lo studio delle biblioteche del mondo antico ha con la numismatica, con l'epigrafia, con la paleografia. Il nesso tra la storia delle biblioteche e la filologia è un nesso strettissimo. E a mio avviso, diciamo, questo naturalmente si può discutere, ma il più importante studioso italiano della prima metà del Novecento di biblioteche antiche, io direi, è stato senz'altro Giorgio Pasquali. E Giorgio Pasquali è un grande filologo classico, un maestro degli studi, e se pensiamo, per rimanere invece sull'attualità, un altro grande studioso, attivo non solo sullo studio della storia della biblioteca in età classica, è Luciano Canfora, che nasce come filologo classico, poi sconfina, diciamo, in vari ambiti, ma è di formazione un filologo classico e per esempio ha scritto libri, saggi fondamentali sulla biblioteca di Alessandria. Allora direi proviamo a fare brevemente qualche esempio, una carrellata di studi che appunto in questi anni hanno dato un'impronta agli studi di storia delle biblioteche
prima per l'età moderna e poi per l'età contemporanea, perché vorrei sottolineare appunto questa grossa differenza, come dicevo, che esiste. Si tratta naturalmente di esempi sì, significativi, ma che naturalmente non vogliono essere completi, non vogliono ambire a nessuna completezza, questo sia chiaro. Molto si deve, secondo me, per la storia delle biblioteche in età moderna agli studi di Alfredo Serraj, che ha studiato la storia delle biblioteche da una precisa prospettiva. L'intento, in estrema sintesi, è stato quello di studiare la storia delle biblioteche in quanto, diciamo, raccolte bibliografiche, col tentativo, diciamo, di verificare il grado di completezza di una data raccolta in riferimento ai quadri bibliografici disponibili. In altre parole, verificare non soltanto da un punto di vista quantitativo l'incidenza che una data biblioteca può avere con ciò che è stato pubblicato, ciò che è disponibile in quello o quell'altro ramo, diciamo, della conoscenza, degli studi. A partire da una prospettiva, appunto, che l'ha visto autore di un fondamentale lavoro che si chiama appunto Storia della bibliografia, sulla necessità di verificare questo nesso tra un quadro appunto teorico, il quadro teorico della bibliografia, di ciò che è disponibile, e la concreta espressione, diciamo, di questo quadro all'interno di una o più raccolte. Ora, è evidente, diciamo, che questo quadro si adatta molto bene a che cosa? Sia all'analisi delle biblioteche private, perché le biblioteche private testimoniano probabilmente nel modo più coerente possibile gli interessi di un singolo possessore e quindi di conseguenza la capacità, diciamo, di profondità di una biblioteca di inserirsi all'interno di uno o più filoni di ricerca, biblioteche filosofiche, biblioteche di poesia, biblioteche di scienze, anche se non dimentichiamo che le biblioteche in età moderna sono biblioteche che tendono di per sé all'enciclopedismo, che poi lentamente si specializzano in uno o in un altro settore, ma tendono, diciamo, fortemente a essere il più possibile complete. E quindi di conseguenza veniamo a uno dei punti centrali, cioè la centralità che in questo senso hanno gli inventari e i cataloghi. Gli inventari e i cataloghi sono la fonte classica per la storia delle biblioteche perché ci permettono di verificare in questo senso, attraverso una fotografia, ciò che era disponibile in quel dato momento. La centralità per gli studi di storia delle biblioteche data appunto su inventari e cataloghi è abbastanza ovvia e scontata. E in Italia ci si è misurati molto con anche l'esercizio di edizione di queste fonti, che non è affatto un esercizio banale, e che infatti se si va a vedere un po' in particolare, molto spesso non ci si trova anche d'accordo su come pubblicare, come fare un'edizione di un catalogo. Probabilmente non sicuramente esistono diverse strade che probabilmente vanno cercate in realtà nell'analisi del caso specifico e non necessariamente nel trovare una formula, diciamo, scientifica. Questo mi sembra un primo elemento da sottolineare, cioè che la storia delle biblioteche per l'età moderna si confronta molto con la necessità di fare la storia delle raccolte. Le nostre biblioteche, le biblioteche italiane, storicamente sono piene, sono biblioteche nelle biblioteche, a partire dall'eredità, diciamo, delle biblioteche religiose, che dopo l'unità confluiscono nelle nostre biblioteche pubbliche, anche la più piccola biblioteca pubblica della Sicilia può avere e contiene fondi e fondi
che vanno destratificati e restituiti, diciamo, al contesto originale. E quindi questa storia delle raccolte si capisce molto bene che abbia un nesso molto forte con lo studio degli inventari e dei cataloghi. Ma questo è un aspetto della storia delle biblioteche, non è certamente l'unico. Lo studio delle biblioteche private in età moderna e contemporanea ha avuto uno sviluppo molto forte a partire appunto anche a partire dagli studi di Serrai, e questi due atti testimoniano la vitalità che questo filone di studi ha avuto in Italia, e direi proprio sono atti che, se si vanno a leggere anche a distanza di tempo, si vede proprio l'aspetto di laboratorio, dove studiosi anche con diverse prospettive provano, diciamo, a inserire lo studio delle biblioteche private, che potete immaginare così diverse, no? Biblioteca privata medievale, così diversa dalla biblioteca personale. Si diceva prima, si accennava all'importanza delle biblioteche personali, ma all'interno di un contenitore che è quello degli studi di storia delle biblioteche, che provano, diciamo, a tenere insieme questo filone di ricerca. E quindi questo aspetto laboratoriale ha prodotto naturalmente molti frutti. Vorrei accennare solo, diciamo, a una ricerca molto bella, molto preziosa, molto importante, relativa a Gian Vincenzo Pinelli, da parte di Angela Nuovo, cioè a forse, diciamo, un filone particolare di questi studi, cioè quello del collezionismo librario, un fenomeno molto interessante, tipico, direi tipicamente italiano, e poi di scala europea, che dimostra appunto molto bene un altro dato, cioè appunto, come titola, secondo me il titolo di questo saggio è molto bello: il fattore umano. Il fattore umano ci dice molto rispetto alla necessità appunto di incrociare non solo storie di libri, che sono un aspetto delle biblioteche, ma poi l'altro aspetto naturalmente dato dalle persone che popolano queste biblioteche, tanto il possessore, tanto gli utenti, a maggior ragione. E questo è un aspetto che cercheremo poi di analizzare più da vicino. E poi la necessità, naturalmente, di entrare all'interno dei contesti, perché nessun lavoro può avere una profondità, diciamo, importante se non si lavora sul contesto specifico, e cioè in questo caso su una realtà geografica specifica, che è Padova, la sua vicinanza con Venezia, la dispersione di una biblioteca, il nesso con l'Ambrosiana, tutta una serie di questioni specifiche. E molto spesso la storia delle biblioteche viene avvertita come una storia tutto sommato che si intuisce a grandi linee, in modo intuitivo. C'è appunto un collezionista che mette insieme dei libri che stanno lì, poi si disperdono e così via. In realtà ci sono peculiarità molto forti e anche molto diverse da caso a caso. Quindi lo studio dei contesti diventa fondamentale. E quindi naturalmente il senso di un lavoro come questo è anche quello di pensa che queste biblioteche, cioè che questi collezionisti, e di conseguenza queste biblioteche che sono pubbliche, nel senso naturalmente non attuale del termine, ma aperte ad una comunità di persone, hanno avuto, per le scienze, diremmo oggi per la ricerca, appunto biblioteche private come quelle di Pinelli, che hanno avuto un'importanza fondamentale, per esempio per gli studi di filosofia, per gli studi dell'aristotelismo, aperte a un pubblico di frequentatori e lettori.
E poi naturalmente accanto alle biblioteche private un altro filone straordinariamente fecondo diciamo, si capisce molto bene perché, è quello delle biblioteche religiose. E l'Italia ha avuto appunto l'eredità delle biblioteche dei grandi ordini religiosi con il fatto di aver rilevato questi enormi fondi. Pensate alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, a quante collezioni quantitativamente davvero rilevanti ha dovuto gestire e quanto c'è in questo senso da studiare ancora. E direi un filone classico come quello dello studio delle biblioteche religiose d'età moderna e soprattutto degli ordini religiosi in particolare ha avuto molta fortuna in Italia, e direi anche qui vorrei almeno sottolineare un aspetto, cioè che ancora una volta risulta evidente l'importanza che hanno gli inventari cataloghi per studiare cosa c'è rimasto di quel vecchio posseduto librario. Ma la frontiera che poi si è battuta maggiormente è stata un'evoluzione di questo discorso, che è evidente nel titolo di questo saggio, cioè il passaggio, la necessità appunto di un passaggio che va dalle informazioni che noi ritroviamo negli inventari e nei cataloghi e ciò che poi possiamo verificare come ancora esistente all'interno delle nostre biblioteche. Cioè la necessità di verificare cosa c'è rimasto. Cosa c'è rimasto attraverso l'analisi degli esemplari, quindi non solo un discorso dal catalogo, si risale all'edizione di quell'opera e poi all'esemplare in un passaggio di 3 punti fondamentale. Una volta ritrovato quell'esemplare, poi si apre una frontiera nuova, che è quella che si incrocia molto bene con la storia del libro, cioè l'analisi di postille, di note di possesso, di timbri, di tutte quelle note che appunto ci restituiscono la storia degli esemplari. E la storia degli esemplari è una storia straordinaria, perché ogni esemplare ha una sua storia, ogni libro racconta una sua storia specifica, particolare, unica, irripetibile, un po' come appunto un manoscritto, con quelle note, no? Un manoscritto è un testimone unico, irripetibile. E così questi testi restituiscono storie di possessori. Un altro tema molto importante per la storia delle biblioteche, capirete, è accanto alle biblioteche religiose quello delle biblioteche delle grandi corti italiane. L'Italia, come sapete, in età moderna è frazionata in una serie di stati e staterelli, e questi stati danno vita a una serie di collezioni di rilevanza straordinaria e che ancora oggi costituiscono appunto l'eredità di quegli stati, che si attualizza nelle biblioteche appunto in questo senso. Vedete alcuni studi molto rilevanti che sono stati dedicati con una prospettiva anche comparativa molto interessante, dedicate alle biblioteche principesche e signorili tra 4 e 500 soprattutto, o per esempio uno studio fondamentale come quello della biblioteca di Federico da Montefeltro, la biblioteca manoscritta in questo caso. Ho preparato questa mappa perché io mi sono occupato un pochino di questo tema e solo per appunto la grande varietà di
luoghi dove nascono biblioteche di straordinaria rilevanza che tenete in questo modo tutti sott'occhio. Ed è impressionante non solo verificare la pluralità di sedi dove anche contemporaneamente nascono e si sviluppano collezioni di questo tipo, ma soprattutto se, diciamo, si va nel merito di queste biblioteche, si capisce che, soprattutto durante la stagione umanistica, diciamo, potremmo esagerare, un po' forzando la questione, ci troviamo di fronte al primo sistema, potremmo dire il primo sistema bibliotecario italiano, perché queste biblioteche in realtà sono, alcune di loro, sono connesse. C'è un continuo scambio di libri che da Milano vanno a Urbino, da Urbino a Roma e poi a Ferrara e poi a Mantova. Sono biblioteche che non sono chiuse tra le mura del castello, ma sono biblioteche che dialogano. In un'epoca come quella medievale umanistica, lo scambio e la copia di manoscritti risulta essere fondamentale. Gli umanisti sono sempre alla caccia di libri e i luoghi, naturalmente, privilegiati sono le grandi biblioteche dei principi e dei signori, che costruiscono anche per ragioni di status impressionanti biblioteche. Ma vorrei appunto sottolineare soprattutto la vitalità dell'uso di queste biblioteche, che è in realtà un tema ancora molto da studiare. Poi naturalmente c'è, come dire, vorrei metterla su questo piano, ogni tanto, per fortuna, la pubblicazione di grandi storie di biblioteche. Cioè ogni tanto c'è un'istituzione, in questo caso è la Vaticana, che pensa, finanzia e pubblica una storia di se stessa, diciamo così. Questo progetto della una grande storia della Vaticana, veramente di grande importanza, di volumi che arrivano a darci una profondità nell'analisi delle fonti, nell'apparato iconografico che ci permette molto spesso di capire molto bene il nesso con... perché le biblioteche vanno anche analizzate e, come dire, immaginate visivamente per essere capite. I processi biblioteconomici, del servizio, del prestito, dell'uso, sono anche, come dire, condizioni spaziali. E l'analisi di immagini molto spesso ci rende concretamente davanti agli occhi come funzionano certe cose che solo teoricamente non possiamo capire. E poi vorrei sottolineare questo progetto, appunto, voi vedete l'immagine del quinto volume, una grossa storia, appunto, di cui per ora sono stati pubblicati 5 volumi, se non sbaglio si pubblicherà almeno il sesto, che sarà dedicato al Novecento. E vorrei sottolineare almeno un dato, che è quello che poi, sul quale proveremo a ritornare, cioè la necessità di studiare gli archivi delle biblioteche. Come ogni istituzione, le biblioteche hanno accumulato nella loro storia dei grossi archivi, molto spesso mal conservati, carenti, lacunosi, sì, ma quando ci sono è quella la strada da percorrere. Scrivere una storia di una biblioteca senza poter accedere ai documenti conservati in quell'archivio è probabilmente una storia monca per 1000 ragioni. Volevo farvi anche un altro esempio, quello della biblioteca dell'Accademia della Crusca, che è la più importante biblioteca che ci testimonia, come dire, la storia della lingua italiana. La Biblioteca della Crusca nasce originariamente intorno agli anni '80 del Cinquecento, naturalmente al servizio degli accademici,
che si mettono insieme per scrivere un vocabolario, come sapete, e era questa la funzione dell'Accademia, ai vocabolari della Crusca, ma nel frattempo la biblioteca cresce, c'è naturalmente ci sono molti cambiamenti di sede a Firenze, fino appunto all'attuale sede, nella splendida sede della Villa di Castello. E appunto, una biblioteca come questa ci testimonia molto bene l'iter, il percorso che una biblioteca dedicata appunto alla storia di una lingua diventa appunto, vuol dire, c'è un'identificazione, ecco questo vorrei sottolineare, c'è un'identificazione ben precisa tra l'Accademia e la sua biblioteca. Sono sostanzialmente, mi verrebbe da dire, la stessa cosa. E poi un esempio un po' più recente, che è quello del gabinetto VSE. Il gabinetto VSE è un gabinetto di lettura che nasce a Firenze tra il 19 e il 20 dell'Ottocento, quindi un esempio più recente, e anche qui lo studio di questa biblioteca, una biblioteca di grande vitalità, è stato, la storia di questa biblioteca è stata scritta attingendo naturalmente all'archivio, in modo massiccio, costante, e attingendo in particolare, questo è un tema che vedremo poi anche in avanti, attingendo soprattutto ai registri di lettura e di prestito dei libri, che sono una fonte molto importante che noi abbiamo per l'analisi delle biblioteche, soprattutto in età contemporanea, perché per l'età moderna purtroppo i registri, no, di lettura sono scarsissimi, ci sono pochissimi esempi, mentre per l'età contemporanea, per fortuna, sono stati conservati, purtroppo, come vedremo in pochi casi, ma questo per sottolinearvi un altro filone, cioè la storia delle biblioteche quando si tenta di fare un bilancio complessivo di un'istituzione e si attinge, questo lo ripeto ancora una volta, necessariamente non tanto alla storia appunto dei fondi librari, ma alla storia, cioè ai documenti dell'archivio. Quindi non si fa una storia con i libri della biblioteca, ma si fa una storia sui libri, attingendo appunto ai documenti. E il gabinetto VSE in qualche modo ci porta all'età contemporanea. E ci spostiamo quindi su un filone, come dicevo all'inizio, diverso, dove c'è un allargamento di vedute, di prospettive anche proprio diverso rispetto alle biblioteche umanistiche, alle biblioteche religiose. Questo è un libro fondamentale. Il libro di Paolo Traniello è un libro ancora oggi pubblicato nel 2002 in prima edizione, mi pare nel 2014 una seconda più snella. È un libro fondamentale perché è l'unico innanzitutto tentativo che abbiamo organico di un preciso modo, diciamo, di intendere la biblioteca. E quello di Traniello, a partire, diciamo, dalla vicenda unitaria, ci ricostruisce, ci dà, diciamo, l'immagine dell'evoluzione del sistema bibliotecario italiano, illustrando cosa? Illustrando soprattutto gli aspetti burocratici, amministrativi, organizzativi. È una storia anche molto politica, cioè della connessione che lo Stato ha nella gestione delle biblioteche e che naturalmente è basata sull'analisi di leggi, di regolamenti, di procedure, c'è un'analisi molto minuta anche degli atti parlamentari. Vedete come, diciamo, le fonti stanno cambiando? Una storia quindi istituzionale, la biblioteca come istituzione, che ci consente di avere un quadro molto dettagliato e preciso, come vedete. Vi ho messo apposta il sommario, perché dà molto l'idea della scansione di questo libro e dei temi che voi potete affrontare e leggere analizzandolo.
e dicevo un quadro dettagliato e preciso del corpo, diciamo, amministrativo delle biblioteche, appunto come il sommario ci dice molto bene, secondo me. E poi, accanto a questa storia istituzionale, moltissimo si è fatto nel tentativo di studiare che cosa? Di studiare dei bibliotecari. Gli studi sulla professione sono esplosi a partire dagli anni 90 e ancora oggi sono uno dei filoni più vivi e fecondi della storia delle biblioteche in età contemporanea. Cioè, si è partito un po' da un assunto, che in parte abbiamo già accennato prima, cioè che molto spesso si avvertiva questo vuoto, cioè studiare la storia delle biblioteche senza studiare le persone che l'hanno abitate, che l'hanno costruite in questo caso. Cioè ci si è posti il problema di verificare chi fosse concretamente quella classe, no, di persone, di amministratori che con il passaggio da sudditi a cittadini avevano creato il corpo delle biblioteche italiane, cioè di studiare chi stava dall'altra parte, appunto, del bancone, con tutto ciò che, come dire, significa nello studio anche dell'Associazione Italiana Biblioteche, cioè dell'espressione istituzionale di quella professione, con tutto ciò che ne consegue nell'analisi, anche qui ancora una volta, non tanto di aspetti legati ai libri, appunto, ma legati alle persone, legati alle vicende istituzionali, le scansioni che vedono nascere l'Associazione Italiana Biblioteche, la sua connessione con la direzione generale nata nel 26, il periodo fascista. Chi sono i protagonisti di questa stagione? Che è una stagione, l'Associazione Italiana Biblioteche, appunto, è ancora viva e molto, diciamo, ha fatto proprio per ripercorrere le fasi della sua storia. E spesso si dice questa cosa, che i bibliotecari sono tra i professionisti quelli più legati, hanno una forte identità, un forte attaccamento identitario alla professione. Ma tralasciando questo aspetto interessante, diciamo, studiare anche da un punto di vista, immaginate, anche per esempio dal punto di vista, mi viene da dire, cinematografico, no? Se vediamo per esempio negli Stati Uniti quanto è forte lo stereotipo, no, del bibliotecario, soprattutto della bibliotecaria. Comunque c'è una forte identità, diciamo, del professionista. Questa storia della professione ha, diciamo, fatto nascere un'esigenza evidente, cioè quella di confrontarsi con gli studi diciamo, biografici, di mappare una ad una a uno i protagonisti di queste stagioni e appunto si è dato vita a dei dizionari. L'AIB ha pubblicato prima questo volume che vedete, curato da Giorgio De Gregorio e Simonetta Buttò, un dizionario cartaceo, e poi ha dato vita a questo che vedete invece un dizionario disponibile in rete, dove avete una mappatura completa, davvero completa, un elenco davvero nutrito di bibliotecari, spesso dei quali si sa poco, ma anche qui, diciamo, lo sforzo è stato quello di analizzare fonti prima poco o scarsamente sfruttate, cioè per esempio i fascicoli del personale all'Archivio Centrale dello Stato, che ci danno tutte le informazioni precise sulla carriera dei bibliotecari.
E quindi, come dire, viene da dire l'esplosione di studi biografici sui bibliotecari. Ho fatto alcuni esempi, naturalmente, Francesco Barberi, che è stato il più importante, senza dubbio, diciamo, il più importante bibliotecario italiano della seconda metà del Novecento, Luciano Bianciardi, lo conosciamo tutti, il grande scrittore, e la sua fase di bibliotecario a Grosseto, Olindo Guerrini, figura di straordinaria rilevanza, e poi c'è la connessione col territorio, naturalmente. E poi direi lo studio delle bibliotecarie al femminile, nel senso che lentamente, se siete, diciamo, interessati ad approfondire questo argomento, vi consiglio diciamo, i saggi di Simonetta Buttò, che è la studiosa che più ha scritto e meglio ha scritto sulla storia delle bibliotecarie in Italia. Questo è un saggio presente sulla rivista dei Nuovi Annali della Scuola Speciale del 2012. È un saggio molto importante perché organico, complessivo, ma dicevo, la professione del bibliotecario lentamente diventa una professione che si femminilizza, diventa una professione fortemente, diciamo, legata alla figura femminile. Ada Sacchi, quella che vedete in foto, è stata la prima direttrice di una biblioteca pubblica italiana. E poi appunto vari casi, quello della professoressa Sabba dedicato a Guerriera Guerrieri, personaggio straordinario, donna davvero guerriera di nome e di fatto, ha avuto un ruolo fondamentale nella gestione della Biblioteca Nazionale di Napoli durante il periodo della guerra e quindi del periodo della salvaguardia dei beni librari, proprio diciamo, per il pericolo delle bombe, quindi del periodo, diciamo, della guerra. E poi un altro studio davvero molto bello, davvero nuovo, interessante, che è quello di Antonella Trombone, dedicato a Teresa Motto, un personaggio che in qualche modo è un libro bello perché rivaluta, diciamo, un personaggio di cui sostanzialmente non si sapeva niente. Diciamo, è evidente quanto un libro come questo sia necessario anche per capire l'incidenza che i bibliotecari hanno avuto non soltanto, diciamo, per la normale attività di lettura, di studio, ma davvero un supporto. Siamo a Potenza, siamo durante il fascismo, la Motta in sostanza, in poche parole, sostiene e aiuta studiosi ebrei o diciamo avversari politici del fascismo e consente, contravvenendo alle leggi, contravvenendo ai regolamenti, che gli sia concesso di leggere libri, di studiare, di avere a disposizione studi e lavori. Questo detto in estrema. Ma rende molto bene la funzione culturale, il tramite culturale che i bibliotecari hanno avuto anche in una fase di censura, in una fase delicata della storia italiana. E poi ci si confronta naturalmente con una fonte straordinaria. Io sono, diciamo, particolarmente interessato ai carteggi e i carteggi dei bibliotecari sono i carteggi novecenteschi, in particolare sono fonte di grande profondità, che dicono molto del professionista, ma dicono anche molto della persona, fonti fondamentali se, diciamo, nello studio dei bibliotecari, ad esempio, ci si vuole confrontare, vuole avere una profondità di veduta, diciamo, della persona e del professionista. Notizie inserite nei epistolari, nei carteggi, non sono naturalmente disponibili altrove, non li trovate negli articoli che magari un bibliotecario pubblica nelle riviste, non li trovate negli annuari, non li trovate da nessuna parte, non li trovate nei fascicoli personali, insomma sono fonti uniche che ci danno ancora una volta la possibilità di approfondire
l'attività, ma ripeto, professionale e umana insieme dei bibliotecari. Questo articolo è un articolo molto importante perché ci spiega appunto la vitalità, la necessità di analizzare i carteggi, quale fonte essenziale per la comprensione a tutto tondo dell'attività dei bibliotecari. E poi direi c'è un ulteriore passaggio che si è verificato in questi anni, e cioè abbiamo visto come si è tentato di colmare quel vuoto di persone innanzitutto studiando la professione, capendo appunto la necessità di verificare il ruolo concretamente, dati alla mano, che hanno giocato i bibliotecari, direi, nella società. Al tempo stesso, la domanda successiva è stata appunto cosa è successo in biblioteca, nel senso di aver capito, questo è molto evidente negli studi di Alberto Petrucciani, a cui si deve, diciamo, l'inizio di questo filone, secondo me molto bello, molto interessante, molto vivo, appunto, che si chiede sostanzialmente cosa hanno fatto i lettori, quale ruolo, diciamo, hanno avuto concretamente i lettori in biblioteca, cosa facevano, perché andavano in biblioteca, cosa leggevano. Cioè, fino a poco tempo fa, immaginare di poter analizzare l'altra parte, diciamo, non tanto i libri, ma appunto i lettori, era un vuoto grosso che c'era all'interno degli studi di storia delle biblioteche. Quindi, diciamo, la storia del servizio delle biblioteche e la storia dell'uso delle biblioteche. Appunto, quello che vorremmo sapere è perché sull'uso e gli utenti delle biblioteche ieri e oggi, per capire che cosa ha significato per tante persone l'uso delle biblioteche. Questo naturalmente si capisce molto bene analizzando le letture di un singolo individuo. Le letture di Pasolini alla Biblioteca Nazionale di Roma. Ma lo stesso può dirsi analizzando, ci arriviamo, perché poi il punto è quali fonti ci dicono queste cose. Lo stesso può dirsi facendo analisi, come dire, più organiche su comunità di lettori. Le letture degli operai nella Milano degli anni 70. Lavori complessi, mi rendo conto, ma necessari se appunto vogliamo mettere al centro la biblioteca come istituto fondamentale, che ha giocato un ruolo notevole per la società, appunto. La locandina di questo convegno, appunto, per farvi, diciamo, vedere come un altro incontro è stato, diciamo, come dicevo prima, il lato laboratoriale si è verificato anche in questo senso per la storia dell'uso del servizio e dell'uso delle biblioteche. Ecco, c'è stato questo grosso convegno a Roma, dedicato proprio in senso specifico a questo tema, con un sacco di ricerche dedicate appunto a questi temi. Dicevo, quindi, quali fonti utilizziamo? Per la storia dell'uso, del servizio e dell'uso delle biblioteche abbiamo bisogno di un incrocio di dati. Il dato più evidente è quello al quale accennavo prima, cioè l'analisi dei registri. I registri ci permettono appunto di sapere chi ha letto cosa, quando, con scansioni cronologiche e geografiche precise. Quando conservati, i registri ci permettono appunto di verificare con estrema puntualità le letture fatte in quella data biblioteca da quel dato personaggio e ci permette di avere come dire, il quadro complessivo di quali persone erano in quella sala quel giorno. Questi documenti purtroppo sono molto spesso stati eliminati perché immaginatevi
contenuti in grossi registri che anche da un punto di vista fisico occupano molto spazio e purtroppo appunto in molti casi sono stati dispersi o distrutti. Ma mi viene in mente ora una frase di Alberto Petrucciani che ha scritto da qualche parte, ora non ricordo di preciso, dice: qual è il più prezioso manoscritto della biblioteca? Il registro dei lettori, non il manoscritto miniato, insomma, ma il registro, perché il registro ci parla appunto dei lettori, ci dà la dimensione concreta, sono fonti essenziali che ci fanno anche rendere conto di quanto per le persone, appunto, le biblioteche sono state un punto di riferimento. Le biblioteche sono luoghi in cui si va liberamente, nessuno ti obbliga a entrare in una biblioteca, se ci vai è per ragioni precise. Quello che vorremmo capire è studiare queste ragioni. Accanto quindi all'uso dei registri, che ci danno anche dati fortemente quantitativi, ci spiegano molto bene quanto, quali libri sono stati letti, c'è la necessità di incrociare delle testimonianze. Testimonianze contenute e raccolte in questo sito che vedete, che accennava prima, al quale accennava prima la professoressa Sabba, Lives and Libraries, vite e biblioteche, lettori e biblioteche nell'Italia contemporanea, che censisce e indicizza testimonianze tratte da diari, memorie, biografie, autobiografie, carteggi, senza tra l'altro dimenticare anche fonti narrative. Molto spesso, per esempio nei romanzi, ci sono riferimenti velati ma in realtà concreti rispetto a quella data biblioteca. E l'esempio classico è il Giardino dei Finzi-Contini di Bassani, che si riferisce naturalmente alla biblioteca Ariostea. Non viene nominata, ma è quella, non ci sono dubbi. Quindi incrociare i dati dei registri con le testimonianze è l'unico modo anche per capire la dimensione appunto soggettiva, l'esperienza di una data persona che ha avuto esperienza positiva e negativa naturalmente, che ha avuto nei confronti di quella biblioteca. Ed è un modo, come dire, questo delle analisi delle testimonianze che si bilancia molto bene, perché se ritroviamo, rifaccio l'esempio di Pasolini, nei registri della Biblioteca Nazionale di Roma, poi occorre verificare all'interno dei carteggi, per esempio per quel periodo, se Pasolini riferisce di quell'esperienza, come si è trovato. Quindi il grosso sforzo di questo sito è stato appunto quello, ed è in continua evoluzione, quello di fare un censimento, che non vuol dire, questo è un dato da sottolineare, non si vuole affatto creare un'antologia di belle frasi sulla biblioteca. L'obiettivo non è affatto questo. L'obiettivo è appunto è studiare concretamente il ruolo il ruolo concreto che le biblioteche hanno avuto per il singolo studioso, il singolo cittadino, lo studente e così via. Tutto questo può essere declinato naturalmente come vogliamo. Io avrei concluso la prima parte. Ti lascio. Sì, che avverto Sì, che andiamo in pausa. Allora, posso, vero, certo. interrompere? Eccoci. Allora direi le 10:20 e quindi ci congediamo per una quindicina di minuti, 20, insomma alle 10:40 ci ritroviamo qua.
Va bene? Perfetto, grazie. Ok. Buongiorno a tutti di nuovo, diamo avvio a questa seconda parte del seminario del dottor Ardolino, al quale lascio nuovamente la parola. Benissimo, rieccoci. Dunque, questa seconda parte, come dicevo prima, sarà dedicata a illustrare il lavoro al quale ha fatto prima cenno la professoressa Sabba, che è, diciamo, avete il sommario di fronte così per farvi un'idea, diciamo, dei contenuti, che è, diciamo, un tentativo di inquadrare, come dicevo, le origini e gli sviluppi della storia delle biblioteche come specifico oggetto di ricerca, di studiare un po' la tradizione della storia delle biblioteche dal punto di vista degli autori e delle fonti che hanno visto appunto cronologicamente mutare un aspetto o un altro degli studi dedicati alla storia delle biblioteche. Entriamo subito nel merito delle origini. Come si vedeva dal sommario, ho dato molta centralità a Petrarca, ho scelto di dare molta centralità a Petrarca, per fissare, diciamo, le origini di un discorso, come dicevo. Perché in effetti affrontare il tema delle biblioteche e della storiografia sulle biblioteche nel periodo medievale umanistico non può che prendere avvio proprio con Petrarca. Perché Petrarca, come vedremo, è come dire, il primo grande autore a ricreare un dialogo col pensiero, diciamo, e soprattutto con i testi, quindi con le fonti dell'antichità. Perché parleremo molto spesso delle biblioteche d'età classica alle quali prima accennavo, da una prospettiva appunto storiografica. E, è inevitabile qui che io accenni alla questione della biblioteca di Petrarca, che è un tema centrale del suo modo, diciamo, di concepire la biblioteca. Ecco, si sa, diciamo, è noto, tutti sappiamo che lui manifestò, diciamo, un disegno rivoluzionario all'epoca per la gestione e amministrazione della sua biblioteca, cioè quello decise appunto di donare la sua ricchissima biblioteca alla Repubblica di Venezia. Un disegno che poi, come sappiamo, è destinato a naufragare e a non concretizzarsi. E questa nuova concezione, cioè quella di rendere un bene privato pubblico, diciamo, questa concezione nuova di gestione della biblioteca si affianca a quella di rintracciare da parte dello stesso Petrarca, diciamo, le origini della storia delle biblioteche. Perché quella che fu la principale conquista, diciamo, mi viene da dire, di Petrarca, cioè lo studio dei classici, cioè Petrarca è il padre della filologia, riguardò molto da vicino tematiche appunto dedicate al libro e alle biblioteche dell'antichità in una prospettiva filologica. Cioè Petrarca ebbe un costante dialogo, un costante e serrato dialogo con le fonti classiche. Questo contatto lo portò per la prima volta ad individuare, raccogliere, censire e mappare
i principali passi della letteratura latina relativi alle biblioteche, i loci, diremmo oggi, delle biblioteche, sulle biblioteche presenti nei testi storico-letterari delle fonti classiche. Forse anche con l'intenzione di scrivere un trattato organico sulla storia delle biblioteche. Questa è una ipotesi che fa Luciano Canfora in un bel libro che si intitola Il viaggio di Aristea, dove propone sulla base di alcune che forse questa individuazione serrata dei loci sulle biblioteche potesse essere in qualche modo un'idea per costruire un trattato organico. Il primo, in realtà, secondo, soltanto alle etimologie di Isidoro di Siviglia, cioè l'unico grande testo dell'antichità che ci è rimasto dedicato appunto alle biblioteche, con una sezione naturalmente dedicata alle biblioteche. Altra caratteristica peculiare della biblioteca, torniamo alla biblioteca di Petrarca, fu quella di contenere un inedito canone. Cioè la biblioteca di Petrarca è una biblioteca nuova dal punto di vista innanzitutto dei testi che contiene. E si trattava di un modello di biblioteca appunto assai diverso da quello precedente. Per chi conosce appunto le biblioteche dell'età medievale, cioè quello delle biblioteche scolastiche, delle biblioteche universitarie medievali, sia nella struttura appunto, una struttura plurilingue innanzitutto, ma anche nel suo aspetto, cioè della confezione dei libri. I libri stanno cambiando. Quella di Petrarca fu appunto una biblioteca davvero umanistica, una biblioteca universalistica, dove convivono molto bene gli autori classici e gli autori cristiani, il cui canone, il canone di questa biblioteca, capovolge appunto quello precedente della biblioteca scolastica e universitaria, e non si tratta più, questo è un dato fondamentale, di una biblioteca professionale. Non è la biblioteca di un mercante, non è la biblioteca di un giurista, non è la biblioteca di un medico. Ora, come ha scritto in un saggio indimenticabile Armando Petrucci, la biblioteca di Petrarca è un thesaurus, uno scrigno. Uno scrigno dei testi che rappresentano o tendono a rappresentare il più possibile, appunto, la cultura del tempo. L'eredità appunto della cultura classica e cristiana si fa biblioteca che in qualche modo guarda anche alle novità, diremmo oggi. Quella che vedete, l'immagine che vedete è tratta dal libro più famoso della biblioteca, senz'altro il libro più famoso di Petrarca. Questo è il cosiddetto Virgilio Ambrosiano, che contiene questa splendida miniatura. E questo libro gli fu donato dal padre e che lui conserva per tutta la vita, e a partire da questo libro costruisce idealmente la sua biblioteca. Questo tassello del Virgilio per lui costituisce un motivo affettivo enorme. Ed è anche il libro, uno forse dei libri, se non il libro che contiene più postille, dove si vede molto bene l'attaccamento anche materiale di Petrarca a questo libro, al quale tiene tantissimo. Ma in generale, appunto, l'esempio del Virgilio è soltanto per farvi intravedere qual è, diciamo, l'importanza che
Petrarca attribuisce alla riscoperta della classicità. Petrarca è sempre alla caccia dei testi dell'antichità, prima di tutto Cicerone, che è forse l'amato, il testo più amato, ma poi Tito Livio, Sallustio, Svetonio, naturalmente Seneca, appunto Virgilio, Lucano. Sono i testi dei quali lui è innamorato e ai quali è alla caccia continuamente in una eterna caccia nelle biblioteche europee. E poi autori cristiani, naturalmente fondamentali per lui, come Agostino, Girolamo, Ambrogio e così via. Ma entriamo nel merito. Quali sono i punti dell'opera di Petrarca dove lui tratta il tema della storia delle biblioteche? Sono due opere dove in particolare si sofferma sulla storia delle biblioteche e sui possessori di libri nel mondo antico. Il primo dei due passi è appunto quello che vedete, Familiari, terzo libro, ed è una lettera probabilmente fittizia, immaginaria, composta proprio come esempio di quella fame di libri di cui vi parlavo, di quella Librorum Inquisitio, così è stata definita, che appunto caratterizzò tutta la vita di Petrarca. Ed è appunto da considerare dopo, come dicevo, l'etimologia di Isidoro, il trattato, il primo dei Bibliotecis a noi noto. Cosa contiene questo testo? Di cosa parla? Petrarca si rivolge a Giovanni dell'Incisa con l'incarico di cercare alcuni testi presenti nelle biblioteche toscane. E in questo modo Petrarca dà vita ad un processo, diciamo, di storicizzazione della ricerca dei libri e naturalmente della costituzione di biblioteche. Perciò è una digressione, è un uso strumentale, diciamo, del ricordo delle grandi biblioteche che lo portano a raccontare ciò che lui sa e che ha recepito dai testi classici sulla biblioteca di Alessandria d'Egitto, sulla biblioteca di Atene, sulle biblioteche romane, e quindi Giulio Cesare, Augusto, ripercorre insomma tutto ciò che lui ha appreso dai testi dell'antichità sul tema delle biblioteche. Quindi, in sostanza, questo è il punto da tenere ben presente. Petrarca censisce questi passi e allestisce un trattato, un piccolo trattato. E si tratta prima di tutto dell'individuazione di un metodo. Come si fa? Non è voluto, naturalmente. Siamo noi che ne stiamo discutendo in questo momento, ma quel metodo è un metodo induttivo, è il metodo filologico. Prende in rassegna le notizie che sa, che conosce, e le mette in corrispondenza tra loro e costruisce una storia cronologica innanzitutto. Ecco, questo dà vita a un vero e proprio metodo, l'esordio di un metodo che tende a accorpare, censire, individuare un gruppo di fonti tratte dai trattati storici o letterari su libri e biblioteche. Testi, come dicevo, d'età classica, ma anche cristiani, ve ne ho citati alcuni. Non mi soffermo molto perché il discorso è molto simile per l'altra opera, il De Remedis, una raccolta di dialoghi che appunto Petrarca scrive tra il 1360 e il 66 e che appunto, come per le Familiari, contiene una seconda rassegna di fonti classiche e cristiane sulla storia delle biblioteche. Cosa dobbiamo sottolineare? L'aspetto da sottolineare è che questa digressione, appunto, come dicevo, ha una funzione strumentale, cioè l'intento di Petrarca non è quello diretto di parlare di biblioteche, il suo è uno studio ad ampio spettro sulla cultura del mondo classico.
con l'intento di riattualizzare, no, attraverso la riscoperta della classicità, di riattualizzare quei valori dell'antichità. Ma ai nostri occhi però finisce per costituire il primo vero grande tentativo di un'indagine filologica su libri e biblioteche che appunto si canonizza con l'umanesimo. Un metodo che vedremo, analizzeremo, questo filologico di raccordo delle fonti, di incroci di testi e di testimonianze, che avrà un lungo sviluppo per la storia delle biblioteche. E questo metodo è un metodo fondamentale, che vedremo ha una lunga durata, fino almeno al 600. Insomma, abbiamo quindi visto che il principio della storia delle biblioteche è quello di Petrarca, e come dicevo, Petrarca, padre della filologia, dà inizio a un modello. Modello, ripeto, in senso filologico, ma la discussione intorno alle biblioteche, in particolare, ancora una volta sono presenti le biblioteche dell'antichità, è molto viva tra 4 e 500. Soffermiamoci quindi su qualche esempio che proviene dall'antichità romana, cioè da quel circolo di studiosi attivi a Roma e interessati allo studio della storia della Roma antica, della cultura della Roma antica, dell'urbanistica, della toponomastica, cioè c'è un gruppo, questo degli antiquari, che si sta interessando di riscoprire qualcosa che era stato praticamente dimenticato. Com'era Roma nell'antichità? Da quali punti di vista? Dal punto di vista archeologico, cioè dal punto di vista architettonico, dal punto di vista culturale, a tutto tondo, stanno riscoprendo piano piano, attraverso il censimento di testimonianze scritte o materiali, la storia di Roma. Diciamo, la stagione dell'antiquaria è una stagione fondamentale per la storia delle biblioteche. Perché? Perché è proprio in questo periodo che viene a formalizzarsi quel canone di cui vi parlavo prima, un canone di fonti, cioè se vogliamo sapere quali fonti sono a nostra disposizione dei testi dell'antichità sulle biblioteche, e questo è il lavoro che stanno facendo gli antiquari. Gli antiquari si spingono ad approfondire i loci della letteratura e della storia romana che parlano di biblioteche. Quindi viene a formalizzarsi proprio un filone, un canone di fonti di interesse bibliotecario, che questa volta tende a incrociare le testimonianze scritte a quelle architettoniche ed epigrafiche. Vi ricordate stamattina vi parlavo della necessità, no, che per esempio gli studiosi di storia delle biblioteche medievali hanno nella lettura, no, delle epigrafi, per esempio delle monete. Ecco, ora si iniziano ad incrociare notizie sulle biblioteche anche in questo senso. C'è una riscoperta, come avrebbe detto Le Goff, di documenti e monumenti, di testimonianze orali e materiali, dicevo. Ecco, un ruolo centrale lo ha questo personaggio. Questo personaggio è Fulvio Orsini, il celebre bibliotecario dei Farnese, un grande collezionista, un grande possessore di una imponente biblioteca appunto specializzata sulle fonti classiche, in letteratura greca e latina. Orsini è autore di questo trattato, che si intitola Imagines, un repertorio figurato degli uomini illustri dell'antichità, che sono suddivisi in categorie. Tra queste categorie, una specifica sezione è dedicata ai bibliotecari. L'ultimo capitolo dell'opera, appunto, è quello dedicato ai bibliotecari. Tra l'altro la Bibliothecis di Orsini è un trattato che poi come vi dicevo, è contenuto all'interno delle Imagines, ma ha un successo particolarmente forte che a un certo punto inizia a essere stampato da solo.
perché acquista, come dire, una sua dignità e un suo interesse che va al di là, che si scorpora, diciamo, dal discorso madre dal quale nasce e acquista, diciamo, un valore di per sé. Cioè il tema delle biblioteche si scorpora e lentamente acquista una specializzazione, diciamo. Cosa troviamo in questo trattato? Come vedete, al trattato si lega in appendice una serie di immagini di epigrafi, quelle che vedete, che Orsini fa disegnare e poi stampare con appunto delle xilografie, epigrafi che parlano di biblioteche. Quindi Orsini cosa fa? Sostanzialmente riattualizza il modello che abbiamo visto, quello filologico, dà una breve rassegna storica delle raccolte librarie della Roma antica, commenta o riassume sostanzialmente le notizie che trova nei testi antichi. Cicerone, Svetonio, Isidoro di Siviglia, tra i vari esempi. Ora, mi piacerebbe appunto farvi vedere materialmente, diciamo, abbiamo fatto un discorso teorico, ma come si presentano materialmente questi testi? Leggiamo un passo. Si parla della Biblioteca Palatina, perché secondo me leggere questo passo vi dimostra molto concretamente a quale tipo di testo ci troviamo di fronte. Della Biblioteca Palatina, spesso nominata in antica iscrizione, così rammenta Svetonio nella vita di Augusto. Vi ho sottolineato i passi perché vedete quanto è serrata. Fece erigere il tempio di Apollo in quella parte della sua casa sul Palatino che, colpita dal fulmine, gli era stata reclamata dal dio. Vi aggiunse un porticato con una biblioteca latina e greca in cui, ormai anziano, spesso riunì persino il Senato e passò in rivista le decurie dei giudici, eccetera. Plinio, libro settimo, capitolo 58. Orazio, Ovidio, Properzio, Dione, Svetonio, Galeno e così via. È proprio sostanzialmente oggi diremmo, taglia e incolla. Prende queste notizie, quasi non le commenta, le riporta. E questo è il metodo di cui vi parlavo, materialmente si presenta in questo modo. Brevi notizie, quasi senza essere poi commentate, spiegate, messe, diciamo, in maniera serrata, una dietro l'altra. Il modello di Orsini si lega al modello del padre, potremmo dire, della storia delle biblioteche. Perché? Se fino ad ora abbiamo visto, e io ho fatto soltanto alcuni esempi, nel libro poi se siete interessati ad approfondire trovate altri trattati e altre opere che dedicano spazio alla storia delle biblioteche, ma il dato che vorrei sottolineare è che fino al Giusto Lipsio, di cui parleremo a breve, la storia delle biblioteche è sempre contenuta in opere che parlano sostanzialmente di altro, che partono da un presupposto diverso da quello specifico della storia delle biblioteche. Qui invece ci troviamo di fronte al primo trattato organico esclusivamente dedicato alla storia delle biblioteche, il De Bibliothecis Syntagma. Come abbiamo visto prima, quindi Orsini analizza, commenta il corpus di fonti disponibile e attinge, come dicevo, per la prima volta a altri tipi di fonti, non solo testuali, ma archeologiche, epigrafiche, numismatiche e così via. Questo è un passaggio fondamentale, che gli permette anche non solo di completare informazioni precedenti, ma di aggiungerne nuove. Questa innovazione, cioè questo allargamento di prospettiva, permette ad Orsini, e vedremo che è molto presente anche in Giusto Lipsio,
anche di individuare nuove tematiche, per esempio quella dell'ornamentazione delle biblioteche, che era una discussione precedente. Come si presentavano figurativamente queste biblioteche? Cioè non si fa più soltanto discorso, esisteva la biblioteca, dove, quando è stata fondata, ma si iniziano ad avvertire allargamenti di prospettiva. Per esempio, analisi anche particolareggiate su come esse si presentavano, cioè sulle informazioni che le fonti ci danno su questi aspetti. La presenza di statue, la presenza di ritratti, di affreschi, di iscrizioni. Ecco, questa novità di Orsini permette, diciamo, al Trattato di Orsini di imporsi come una delle opere proprio di riferimento della storia delle biblioteche. E infatti, per Lipsio, il punto di partenza è proprio il Trattato Orsiniano. Ora, tra l'altro, non entro nei particolari, ma Lipsio si imbeve di cultura umanistica italiana perché risiede a Roma, conosce Orsini, quindi c'è anche un contatto proprio personale. Ed è probabilmente da quell'esperienza, anche diciamo da quell'esperienza, che Giusto Lipsio immagina di poter appunto dedicare uno specifico trattato dedicato alla storia delle biblioteche. Giusto Lipsio è uno dei più importanti filologi del tempo. A lui si deve una delle edizioni più importanti dell'epoca delle opere di Seneca. È, diremmo oggi, l'editore di Seneca e di altri grandi scrittori dell'antichità, tra cui Svetonio. Ma quelle operazioni editoriali dei testi di Seneca, analisi dei manoscritti, delle fonti, dei testi, testimonianze, lo rendono appunto il più grande e importante filologo del tempo. Lipsio appunto pubblica nel 1602 questo trattato, quindi siamo proprio al principio del 600. Il metodo filologico appunto di Lipsio, ripeto, è lo stesso. Quali sono però, è lo stesso di Orsini, è lo stesso di Petrarca, si parte da quella prospettiva. Quali sono allora le novità? Rispetto al modello dell'antiquaria romana, rispetto al modello di Orsini, la novità è una novità di raffinamento, cioè il metodo non cambia, ma si prova a fare un'operazione più raffinata dal punto di vista filologico. Non si fa quello che abbiamo visto con Orsini, una semplice giustapposizione di fonti, un elenco, ma l'approfondimento permette di riordinare in senso anche cronologico e comparativo le fonti a disposizione. Se allarghiamo il corpus di fonti diciamo, su un dato argomento, possiamo verificare se per esempio alcune fonti dicono cose corrette o sbagliate, per esempio. E naturalmente manoscritti che parlano di biblioteche antiche molto spesso ci danno informazioni sbagliate o comunque contraddittorie. Alcune dicono un dato fondato nel, altri un altro dato. Allora come facciamo a capirlo? Il metodo filologico serve proprio a questo, a comparare e fare ipotesi sulla veridicità di una fonte. Quindi, insomma, quello che vorrei sottolineare è questo, storia delle biblioteche come storia dei testi, fondamentalmente. Questo è un elemento, è storia filologica, è filologia. Quello di cui si dispone è un corpus di fonti che ci dà alcune informazioni e quello che fa il filologo è metterle insieme e verificare la correttezza di queste informazioni. Pensate, non per dare dei banali numeri, che Lipsio raccoglie quasi 120 citazioni su libri e biblioteche dell'antichità estrapolate da 40 autori, cioè un corpus notevole, 40 autori tra classici e cristiani. Elemento che quindi più diciamo, cresce il corpus, come dicevo per Orsini, più ci permette di permette a Lipsio di introdurre riflessioni più mature, più corrette, più originali anche.
E la Bibliothecis di Orsini, l'avete visto che scansione ha? Qui ci troviamo di fronte a un testo completamente diverso. Innanzitutto dal punto di vista paratestuale, cioè qui abbiamo un sommario, qui abbiamo un indice che ci dice capitolo 1, capitolo 2, è proprio così. Io l'ho trascritto e tradotto, ma è questo. E allora già questo introduce novità sostanziali. In che senso? Non solo appunto dal punto di vista paratestuale, cioè è un testo organico, ma soprattutto, se ci fate caso, la scansione è attualissima. Se voi aprite, non so, la voce Biblioteca Treccani, comincia con la definizione di che cos'è una biblioteca. Vedete quanto è ancora attuale, diciamo. O meglio, quanto è, ribaltando il discorso, quanto è resistente questo modello che ancora oggi ci vede appunto incanalati in questo modello. Una biblioteca ha bisogno di una definizione. Che cos'è una biblioteca? E poi le biblioteche dell'antico Egitto e poi le biblioteche greche, cioè cosa si fa? Si fa una cronologia. Si individuano a grandi linee le tappe cronologiche della storia delle biblioteche, che rimangono sostanzialmente queste. Quindi, novità di periodizzazione, questo è un altro elemento fondamentale. Scansioni cronologiche e tematiche, appunto attraverso l'invenzione, potremmo dire, di 11 capitoli. Diciamo, io su questo insisterei e insisto molto, nel senso che sembra una innovazione secondaria, ma poi nei fatti non lo è. E dal punto di vista tematico, quali novità? Ho preso due passi. Il primo è dedicato all'ornamentazione. Come dicevamo, Orsini recupera fonti importanti con descrizioni, dalle quali Lipsio riparte e aggiunge dati. Leggete questo passo. L'ornamento in particolare da imitare e a mio giudizio oggi non ancora imitato, cioè Lipsio sta parlando delle biblioteche del suo tempo, sono le immagini o le statue dei sapienti che venivano allineate insieme con i libri. Non era forse una cosa bella e soave per gli occhi e per la mente? Per natura siamo portati a conoscere i tratti dei grandi uomini e a vedere come lo spirito celeste si sia impresso su quei corpi. Ecco, essi sono qui. Leggendo gli scritti di Omero, Ippocrate, Aristotele, Pindaro, Virgilio, Cicerone e altri, potresti vedere e gustare al contempo con gli occhi la relativa immagine dello scrittore. Si tratta di una cosa bella, ripeto ancora, perché, eccellenza illustrissima, non imitarla? Pare che questa sia una invenzione romana. Non sempre tutte le cose belle derivano dai greci. Lipsio sta praticamente parlando del fatto che le biblioteche dell'antichità hanno una particolare conformazione, cioè accanto alle nicchie dove si conservano i libri vengono allestite statue, dipinti, immagini che completano le informazioni o comunque danno subito anche visivamente l'idea di cosa si trova in quel dato luogo. Cioè hanno una valenza, diremmo oggi, sia biblioteconomica che naturalmente estetica. E quindi Lipsio, rivedendo, avendo la capacità di rileggere, come dire, il passato attraverso la grande conoscenza che ha dei testi classici, dice: ma perché non imitarli? È una cosa così comoda, è una cosa così bella, riattualizziamo. Non vi ho detto, diciamo, questo forse è da dire, che il trattato di Lipsio è un trattato che lui dedica ad un grande signore della città di Anversa, al quale sostanzialmente chiede
di fondare una biblioteca. Quindi il trattato ha anche una valenza strumentale, che mira appunto alla costituzione di una biblioteca e mira anche a individuare il modello ideale di una biblioteca. Ornamentazione e uso. Un altro, ne abbiamo parlato prima del tema dell'uso delle biblioteche. Vedete quanto è attuale Lipsio. Dice: sulle biblioteche altro non ho che sia degno di essere detto, una cosa soltanto relativa al loro uso. Infatti, se esse rimangono vuote, se non c'è nessuno che le frequenti e le pratichi, voglio dire, perché questa congerie di libri? Cioè, insomma, un tema attualissimo. Oggi diremmo, insomma, che ce l'abbiamo aperta a fare le biblioteche se nessuno ci va, se nessuno le frequenta. E cosa sono se non una ricercata ostentazione di lusso, come dice Seneca? I re alessandrini, che avevano previsto questo, insieme con la biblioteca costruirono un museo. Lo chiamarono così, quasi si trattasse della casa delle muse, in cui era lecito darsi all'attività delle muse, liberi da ogni altro lavoro e senza pensiero di vitto e alloggio, in quanto gli alimenti venivano loro forniti a spese pubbliche. Nobilissima istituzione. Questo è un passo anche naturalmente un po' complesso, nel senso che Lipsio sta proponendo appunto per la costituzione di questa biblioteca che sul modello alessandrino, che vedeva un museo annesso alla biblioteca, si crei, oggi diremmo sostanzialmente un collegio, cioè Lipsio è il docente che impartisce lezioni a studenti e questi studenti vivono all'interno di una comunità. E quindi questa comunità è un tutt'uno di docenti, studenti e libri naturalmente, e la biblioteca, e il museo che è il luogo della ricerca. Questo è un punto fondamentale. Le biblioteche per Lipsio sono luoghi propulsivi di ricerca, sono biblioteche universitarie, diremmo oggi, sostanzialmente. Sono biblioteche che vengono utilizzate come strumento per la ricerca, senza barriere di nessun tipo, né confessionali, religiose, libera espressione, libero pensiero. Ci spostiamo un po' più avanti negli anni, alla metà del Seicento, per verificare come questo modello lipsiano stia ormai per tramontare. Questo perché? Perché effettivamente, come sapete benissimo, tra 5 e 600 il fenomeno della immissione, diciamo così, dell'esplosione della stampa, dell'editoria, del commercio librario dà vita a collezioni sempre più grandi e sempre più difficili da gestire e sempre più difficili da mappare. E per diciamo, i componenti, diremmo, della Repubblica delle Lettere, le biblioteche però sono fondamentali da conoscere, da mappare. E quindi c'è uno spostamento di concezione. Le biblioteche ora non possono soltanto più occuparsi della rilettura di un modello che è quello classico, ma devono, come dire, trattare anche dell'attualità delle biblioteche. Come? Censendo e mappando la geografia di queste collezioni e facendolo su scala europea. Più, diciamo, individuando soltanto le biblioteche dell'antichità, ma per esempio per la prima volta, come avete visto, completamente assente la fase medievale, cioè per tutta l'età moderna fino al 600 le biblioteche medievali non sono considerate. Nella trattatistica d'età moderna è qui che nasce l'interesse, e qui e poi sempre più crescendo naturalmente nasce l'interesse per le biblioteche religiose d'età medievale. L'autore di questo trattato è uno sconosciuto, più o meno sconosciuto, carmelitano, molto noto però perché, soprattutto perché in connessione con un altro autore invece molto più famoso che è Gabriel Naudet, che tutti conosciamo. E quest'opera, anzi, è proprio considerata, come spiegato
innanzitutto in francese, come vedete c'è un passaggio notevole, no? Dal latino si passa al francese. E il francese da qui in avanti sarà la lingua, direi, la principale lingua, anche per la trattatistica di storia delle biblioteche, di scambio per chi è interessato a questo tema. Si può discutere se, diciamo, poi la storia delle biblioteche di questo tipo nasca in Francia, che sia un progetto francese. Probabilmente sì, come vedremo poi accenneremo anche all'enciclopedia, all'incidenza che ha per la storia delle biblioteche, ma comunque nel 27 Gabriel Naudet pubblica l'Advil, il famosissimo Advil, diremmo oggi il primo testo di biblioteconomia, e chiede esplicitamente Naudet a Jacob di pubblicare una continuazione, un'ideale continuazione del suo trattato. Se c'è stato un trattato di biblioteconomia, adesso ci vuole un trattato di storia della biblioteca. Appunto, quello che diceva prima, che censisca, che faccia la storia delle biblioteche dell'antichità, di cui già disponiamo dei punti fermi che ci ha dato appunto la filologia, e ora mappiamo e censiamo le principali biblioteche esistenti nel mondo. Come vedete anche qui la scansione è riconoscibilissima. Scansione per civiltà, diremmo oggi, con capitoli poi dedicati a tipologie precise di collezioni, con una parte molto consistente dedicata agli specifici luoghi di conservazione delle biblioteche. E ci arriviamo. La sezione relativa all'Italia, dove poi il monaco risiede per 1 anno e mezzo proprio per studiare la geografia delle biblioteche italiane, risulta insieme naturalmente a quella francese poi la parte più corposa e ricca. Insomma, come dicevo, questo trattato cerca di offrire una sorta di censimento, di mappatura, una geografia, proprio una geografia più che una storia delle biblioteche, che contiene informazioni, anche qui riconoscibilissime ancora per tutti noi, su il fondatore della collezione, la tipologia delle raccolte, se raccolte scientifiche, giuridiche, religiose, attraverso appunto, come dicevo, una scansione cronologica, le biblioteche ebraiche, le biblioteche egizie, le biblioteche greche, romane, arabe, precise categorie, biblioteche pubbliche, biblioteche private, si sta sempre più definendo ora il concetto di biblioteca pubblica e privata, sono nate le prime grandi biblioteche, a Roma l'Angelica, a Oxford, e in giro per l'Europa crescono le biblioteche aperte, diciamo, al pubblico, facendo la tara, diciamo, a questo concetto. Biblioteche private, quindi, biblioteche cardinalizie, che sono un fenomeno naturalmente importantissimo, biblioteche nobiliari. Quindi si va a creare una sorta di geografia bibliotecaria in senso nazionale e localistico. Ho preso un solo esempio, quello di Ravenna, guardate quanto è breve. Questo è il passo dedicato alle biblioteche di Ravenna, dove si dice che l'antica città di Ravenna ha posseduto anticamente una biblioteca molto celebre, quella che fu bruciata ai tempi dell'arcivescovo Pier Damiani, sostanzialmente siamo nell'undicesimo secolo, gran danno per l'Italia, come ci racconta Geronimo de Roubaix, medico, nella sua storia di Ravenna. Come vedete, l'esempio di Ravenna ci spiega molto bene, un piccolo esempio, ma ci spiega molto bene il passaggio che ora c'è e che si fa sempre più importante sulla necessità di mappare le biblioteche esistenti e di fare la storia delle raccolte. Cioè, quindi c'è la necessità per gli uomini interessati allo studio e alla ricerca di localizzare con precisione. Pensate all'esplosione che si ha appunto
nei trattati dedicati ai viaggi, alle guide delle città. Le biblioteche diventano un fenomeno da censire e mappare anche per i viaggiatori come luoghi appunto di interesse, non solo da visitare, ma come appunto luoghi propulsivi di ricerca. Quindi, ripeto questo concetto, il passaggio quindi da una storia che io diciamo definisco storia filologica a una storia bibliografica, a una storia più propriamente vicina anche alla nostra sensibilità. Il fondatore, la sede, la tipologia di biblioteca, quando nasce, cosa succede, c'è l'incendio. Diciamo, questo modo che io definisco storia bibliografica percorre tutto il 600 e tutto il 700, io faccio naturalmente alcuni esempi, non tutti, fino diciamo, della cultura europea della metà del Settecento. L'enciclopedia esce tra gli anni 50 e 80, una gestazione molto lunga, e la voce biblioteca non è firmata. E quando, diciamo, nell'enciclopedia ci sono voci non firmate, molto spesso sono attribuibili a Diderot. Ma diciamo, io lo escluderei, e poi ci arriviamo perché. Quindi l'enciclopedia contiene una lunghissima voce che io ho voluto riportare nel libro interamente, che esistono diverse antologie dell'enciclopedia, antologie moderne, correnti dell'enciclopedia, ma la voce biblioteca non era mai stata pubblicata. Ne conosco almeno un paio pubblicate negli anni 80 e 90, ma la voce biblioteca appunto non era mai stata inserita in queste antologie. Il brano, questo brano che vedete, che comincia come al solito, come vedete, con una definizione quasi da vocabolario, è un lemma, ricalca quella struttura che abbiamo visto. Ma è una voce, come vedremo, molto piatta. Non si dà spazio a approfondimenti critici, cosa che invece ci aspetteremmo in un testo rivoluzionario come l'enciclopedia, che capovolge, diciamo, i canoni della cultura vigente ripensandoli profondamente. Ha un'influenza, l'enciclopedia ha un'influenza straordinaria sulla cultura del tempo. Ma la voce biblioteca come si presenta? Nessuna novità. È esattamente uguale a quella che abbiamo visto un secolo e mezzo prima. Anzi, una analisi testuale che si deve a Paolo Traniello ha dimostrato come sostanzialmente sia oggi diremmo un plagio, cioè la voce enciclopedia è un riassunto di un trattato di cui forse la professoressa Sabba aveva già parlato. C'è un trattato del 1880 e poi in seconda edizione dell'85 di Pierre Le Gallois, il trattato delle più belle biblioteche esistenti al mondo, che io non ho messo come esempi, ma che è identico a quello che abbiamo visto di Jacob. Sostanzialmente un sunto di un precedente trattato, sempre di quegli anni. Precedente trattato in latino, questo è in francese, e quindi si capisce l'operazione. Sostanzialmente una traduzione. E l'enciclopedia quindi contiene un testo, diremmo oggi appunto un plagio, fondamentalmente un plagio, sono passi proprio uguali. Quindi totale dipendenza rispetto al trattato del 600, cioè di quasi un secolo prima, abbiamo detto 80 e 85 del 600. Io sono quasi alla conclusione.
Gli aspetti però innovativi dell'enciclopedia quindi non stanno nella parte storica, ma si trovano invece nelle voci Bibliomanie di D'Alembert e Encyclopédie di Diderot, dove troviamo importanti spunti sul concetto di biblioteca. E veniva a manifestarsi proprio attraverso la filosofia illuministica un sentimento di avversione, di opposizione alla biblioteca. Perché? Perché è avvertita, diciamo, come luogo di conservazione dei libri staccato dalla dimensione reale dei cittadini. Oggi diremmo controllata dallo Stato. Cosa invece può sostituire la biblioteca? L'enciclopedia. L'enciclopedia è, come dire, è il sunto di tutto ciò di cui abbiamo sostanzialmente bisogno. Biblioteca avvertita soprattutto in Francia appunto come controllo dello Stato, ma ancora di più del re, ma ancora di più della Chiesa, e quindi avvertita in senso negativo rispetto al mondo aristocratico, al mondo ecclesiastico che l'illuminismo tende a sovvertire. Quindi, insomma, con la pubblicazione dell'enciclopedia, la tradizione appunto declinata in senso negativo, perché avvertita come un po' come un impedimento per il popolo, per gli strati popolari, che ora invece avevano, come dire, il mondo in tasca, no, perché naturalmente non è in questo senso, ma condensato e disponibile nell'enciclopedia, che è un concetto non solo materiale, ma proprio filosofico. E quindi, appunto, ripeto, sostituibile alla biblioteca come istituzione. Concludo appunto sintetizzando la polarizzazione che abbiamo visto dei due modelli, il polo filologico, Petrarca, Orsini, Lipsio, con quello bibliografico, Jacob fino all'enciclopedia. È chiaro che dopo l'enciclopedia si apre una stagione completamente nuova. Quella ottocentesca è una stagione, e ancora di più quella novecentesca dal punto di vista storiografico, cioè della rilettura di come si è mossa la storia delle biblioteche in età contemporanea, tutta da scrivere. Io appunto mi sono arrestato all'età moderna perché troppe, diciamo, sono le complicazioni che poi merita un'analisi relativa all'età contemporanea. Accennerò soltanto a elementi fondamentali come la nascita delle tradizioni bibliografiche e biblioteconomiche nazionali. Si sviluppano sempre più le tradizioni nazionali, la tedesca, la francese, l'italiana. La nascita abbiamo visto, delle associazioni professionali. L'AIB ha una storia, tra virgolette, recente, nasce nel 30, ma le grandi associazioni americane e inglesi nascono già alla fine dell'Ottocento. La nascita delle prime riviste specializzate, le riviste bibliografiche dedicate appunto a tematiche relative alla biblioteconomia, alla bibliografia, e la storia delle biblioteche vive sotto il cappello appunto delle scienze bibliografiche. E poi naturalmente la nascita in senso strettamente senso accademico. A Napoli abbiamo la prima cattedra di bibliografia a cura di Tommaso Gar, come sapete, praticamente dopo l'unità, subito dopo l'unità. Le lezioni di bibliografia di Gar nascono proprio dal corso da lui tenuto di bibliografia a Napoli, poi pubblicato e manualizzato, se mi concedete il termine. E quindi tutte queste differenze ci portano a dover approfondire contesti, autori e fonti completamente differenti, e quindi direi una tradizione appunto ancora tutta sostanzialmente da studiare e da esplorare. Io ho concluso.
Ti faccio, sì. Posso toglierlo, sì. Ecco, riprendiamo la connessione diretta senza condivisione. Una bella carrellata, è stata un po' un'immersione nell'oceano storico-bibliotecario. Oceano perché sono stati tirati in ballo tanti fili, tanti filoni di studio e di analisi. Vorrei così fare un excursus per riassumerli, anche per porre insomma, l'attenzione non soltanto degli studiosi connessi, ma in particolare degli studenti che ci stanno seguendo qui in aula e da remoto. Allora, lasciando perdere una disquisizione che è molto frequente e che comunque non si è mai risolta fra se sia corretto fare una storia della biblioteca o una storia delle biblioteche, quindi delle singole istituzioni, dei singoli casi, piuttosto che del concetto molto ampio di biblioteca, visto come a sua volta sistema complesso su tanti piani. Dalla carrellata che abbiamo visto, dagli esempi che abbiamo visto, possiamo desumere che c'è una storia delle biblioteche che può essere fatta da un punto di vista cronologico, una storia delle biblioteche per tipologia, tipologie anche istituzionali, sono state citate le biblioteche religiose, le biblioteche di accademie, le biblioteche di corte, le biblioteche dei gabinetti di lettura, ma anche le biblioteche private, professionali, e quindi entriamo di nuovo in un ventaglio tipologico, biblioteche poi d'autore che sappiamo invece insomma hanno avuto grande successo negli ultimi decenni a livello proprio scientifico e di analisi. Ma poi c'è anche la storia delle biblioteche viste per territori geografici di riferimento più o meno ampi, anche questi analizzabili poi chiaramente a seconda del contesto a sua volta storico che cambia l'assetto territoriale. C'è poi una storia dell'organizzazione della biblioteca che si scinde in storia degli strumenti. Abbiamo visto il caso dello studio in Lives and Libraries, strumenti che sono di vario tipo. In generale possiamo dividerli un po' in strumenti patrimoniali e strumenti invece di mediazione. Pensiamo insomma prima di tutto ai cataloghi, che poi sono quelli che ci aiutano a fare a sua volta una storia delle raccolte, che è una storia della bibliografia, che è una storia della cultura, e storia dell'organizzazione anche come disposizione topografica negli ambienti, che spesso corrisponde anche ad un'organizzazione classificatoria, soprattutto in alcuni insomma, periodi storici. Abbiamo visto anche una storia dell'iconografia e ne parleremo molto a lezione, perché attraverso l'iconografia, attraverso lo studio dei vasi librari, comprendiamo anche il concetto, da un lato biblioteconomico della biblioteca, dall'altro bibliografico-culturale, perché c'è tutta una simbologia dietro all'arredo, dietro all'ornamentazione, quindi insomma gli ambienti che poi potrebbero essere studiati, di solito sono studiati dal punto di vista della fruizione, del servizio, ma ci sono anche gli ambienti di conservazione che forse insomma sui quali si dovrebbe approfondire anche per studiare meglio le condizioni di preservazione e di conservazione, che sono tornate molto in ballo, lo abbiamo visto in questa fase di pandemia sulla quale si è molto discusso e le posizioni non sono state univoche, quindi insomma significa che ci sono ancora aspetti da
da consolidare e da chiarire, forse perché affrontati da varie ottiche, da varie branche, però insomma ci sono delle linee guida che occorrono sempre. E la storia, è stato citato, non è, in realtà può fornirci, e lo fa ancora, indicazioni anche su criteri di conservazione. Lo stesso Naudet si poneva il problema della posizione del vaso librario all'interno dell'edificio, dell'orientamento per la luce e per i venti, quindi come preservare le raccolte dalle alluvioni piuttosto che dagli incendi. Quindi insomma la storia delle biblioteche, anche quella più antica e più remota, ci riporta comunque a poter riconsiderare criticamente anche questioni del tutto attuali. È stata poi citata la storia della professione, che anche abbiamo visto, insomma, l'esempio di Simonetta Buttò, poi insomma il caso di Guerrieri, al quale sono moltissimo affezionata, che è anche una storia di genere, quindi torniamo di nuovo sulla attualità. Abbiamo camminato sui passi della storia della storiografia, no? Di una disciplina, quindi analisi disciplinare, analisi delle fonti, la storia delle biblioteche poi collegata a fenomeni storico-culturali. È stato citato l'avvento della stampa, c'è poi comunque il fenomeno della censura, l'avvento della stampa a sua volta poi collegato anche al fenomeno del collezionismo, quindi a quello delle Wunderkammer del Settecento in particolare, quindi insomma collezionismo in senso molto più ampio, per cui le biblioteche, i libri, che posto occupavano, cioè che concessione affiancavano, che è anche storia della bibliografia, e lì ritorniamo di nuovo nella storia delle raccolte. Ma quando noi pensiamo all'avvento della stampa, capiamo che la storia delle biblioteche si collega anche alla storia della tecnologia. La stampa appunto è un fenomeno tecnologico e quindi ci chiediamo ancora oggi che cosa diventeranno le biblioteche, perché siamo di fronte, come sappiamo, col digitale alla nuova rivoluzione. Un altro fenomeno citato è stato quello del viaggio, in particolare poi del Grand Tour, il fenomeno dell'alfabetizzazione, il fenomeno di cambiamento della storia delle biblioteche, laddove si accompagna anche a un processo di identificazione politica, quindi anche dal punto di vista proprio di identificazione nazionale. È stata citata la nascita dell'associazionismo professionale, in conseguenza di riviste specializzate, la nascita delle cattedre. Quindi questo per dire che la storia delle biblioteche è molto difficile da fare, cioè è molto difficile creare un contesto di fondo unitario. Quindi vengo un po' a una domanda che pongo al dottor Ardolino, se ritiene che sia possibile, che si possa arrivare, che il momento sia maturo per poter ragionare su una storia delle biblioteche continua, integrata, diciamo banalmente manualistica, cioè sia possibile pensare ad una pubblicazione, perché poi fa un po' da specchio, no? di quelle che sono le possibilità dal punto di vista storiografico della ricostruzione, se ritiene che sia possibile, o se la storia delle biblioteche è felicemente condannata ad accogliere degli studi specifici, specialistici sui dei filoni, se quindi dobbiamo insomma accettare che tutti noi che siamo interessati a questo mondo disciplinare abbiamo un Green Pass per occuparci di quello che vogliamo a seconda insomma dell'ottica e del concetto sul quale insomma intendiamo far luce, anche dal punto di vista storico, ma perché poi la storia in realtà nella storia delle biblioteche serve a fare luce sul presente, cioè difficilmente ci interesseremmo alla storia delle biblioteche se non ritenessimo questa istituzione ancora valida, seppur insomma nelle sue difficoltà, possiamo dire politiche, perché poi politico-culturali, di essere appunto
in questa necessarietà. Sì, ma sull'aspetto dell'attualità, diciamo, delle biblioteche, io partirei dalla considerazione che facevo prima sul filone di ricerca dell'uso e del servizio, perché secondo me studiare appunto la storia dell'uso delle biblioteche fa capire molto bene quanto può risultare ancora attuale, cioè a cosa è servito per le persone usare le biblioteche, ha una domanda, secondo me, cioè ha una risposta che è ancora molto attuale, cioè se c'è un'attualità ancora delle biblioteche, quale servizio gratuito e libero offerto al cittadino e se, diciamo, quale ruolo può giocare ancora. Certo, è domanda complessissima. Secondo me le biblioteche devono iniziare a riscoprire, diciamo, qual è il ruolo che naturalmente non si lega soltanto al mondo della ricerca, ma ha una funzione, per esempio, di lettura che è stata molto forte negli anni 70. Penso, non so, al grande libro classico di Petrucci, che individua molto bene quali sono le tematiche e qual è il ruolo che la biblioteca può avere, nonostante le critiche, che è un libro molto critico, ma stimolante in quel senso, per un numero grosso di persone. Ecco, questa è. Quindi una Poi, sorta di oscillazione fra vocazione e missione reale, no? certo, sicuramente. Si Perché tratta poi insomma di se trovare un diciamo, equilibrio. è chiaro che se le biblioteche diventano un posto, secondo me storicamente le biblioteche sono state un luogo di minoranze, nel senso che sono luoghi dove sono sempre state frequentate, secondo me, da poche persone rispetto a. Poi ci sono state fasi dove, se uno vede le statistiche di lettura dei primi anni del Novecento o fino ad arrivare agli anni 70, rimane impressionato dalla movimentazione di milioni di libri delle biblioteche statali, dove abbiamo dei censimenti seri. Per le altre no, ma rimani impressionato nel vedere quei picchi alti e i picchi di oggi che sono. Cioè, la Nazionale di Roma fa dei numeri piccolissimi a quella che era stata abituata, o la Biblioteca Alessandrina di Roma, notoriamente muoveva, cioè, Come se fosse un in una numero. certa fase politica un diritto da conquistare e al quale si tenesse particolarmente, e questo in una fase successiva è stato dato forse un po' per scontato. Sì, poi Sicuramente, vabbè, poi si intreccia con la difficile storia appunto tecnologica incrociare delle cause possibilità. con cause, è difficile, insomma, merita un'analisi di un fenomeno che appunto è complesso, però poi sull'aspetto, diciamo, se continuare un'analisi storiografica in questo senso, se è possibile un manuale, ma senz'altro, anche se io sono dell'idea che, e penso si sia anche visto, diciamo che tradizionalmente la storia delle biblioteche è quanto mai disciplina di frontiera, nel senso che secondo me studiare le biblioteche medievali francamente non è possibile se non attraverso una conoscenza seria del latino, che è una cosa che comunque già nei corsi di laurea attuali non è una cosa che si fa sempre. È uno scoglio, sì, È uno indubbiamente. scoglio, la conoscenza appunto della paleografia è fondamentale, non si può, e questo lo si vede anche, diciamo, se facciamo il ragionamento opposto con i bibliotecari. E i bibliotecari conservatori, se non hanno un bagaglio grosso, forte di conoscenza di quel mondo lì, eh, difficilmente capiscono il valore delle cose che hanno tra le mani. Cioè, il problema è anche quello, è capire che le biblioteche hanno dei tesori. La storia delle Ma biblioteche come disciplina quindi porta, insomma, sì, in luce, in evidenza anche delle questioni attuali sulla didattica e quindi di conseguenza certamente, anche sullo status culturale, insomma, delle nuove generazioni, future generazioni di dirigenti, di bibliotecari, comunque
di Sì, quella classe che poi dovrà ancora certo. continuare a portare avanti questi studi o l'interesse per questi ambiti. Intanto il dottor Ardolino per aver inaugurato questo primo seminario, e saluto tutti quanti sono connessi. Vado a chiudere la registrazione per poi insomma continuare una discussione interna, quindi grazie a chi ha partecipato, e vi aspettiamo al secondo appuntamento che sarà con la dottoressa Anna Manfron il 24 novembre. Buona giornata.